L'anno scorso siamo andati con estrema soddisfazione, devo dire, a fare la ciclabile adriatica da Udine a Riccione. Quindi abbiamo fatto un pezzo di FVG1 da Udine a Grado e poi abbiamo continuato sulla FVG2 da Grado a Lignano ed è stato bellissimo. Bello, bello. Quindi poi abbiamo detto, vediamo com'è il resto dell'FVG2 da Grado a Trieste. Quindi siamo partiti. Come sarà il resto dell'FVG2? Ma. Ecco, siamo a Grado Pineta, dietro di me la spiaggia di Grado Pineta e dall'altra parte il golfo di Trieste. Da Grado Pineta inizia una bella ciclabile che ci dovrebbe portare a Monfalcone. Un bel pezzo con i pini, l'odore della resina. Peccato che è un po' nuvolo oggi, ma dovrebbe aprirsi dopo. Passiamo una serie di campeggi, gli incroci sono ben segnalati. Ponte sul canale Primero, con la laguna sullo sfondo. Dietro le due femmine litigano tra di loro e qua ci allontaniamo dalla strada e diventa un po' più selvatico. Adesso tra poco arriviamo alla riserva della Val Cavanata. Con piccola deviazione arriviamo al primo osservatorio faunistico. Ecco, giù il cagnaccio che non fa altro che lamentarsi. Mamma mia! Ecco, questo è il primo osservatorio faunistico che incontriamo sulla nostra strada. È fatto per poter osservare la laguna e gli uccelli senza disturbarli. Io sto giunta anche per neanche se Ecco, saliamo. Ecco, vista a 180 gradi sulla laguna. Oggi non ci sono tantissimi uccelli, certe volte qua è veramente pieno e ci sono decine e decine di specie, dai fenicotteri rosa a quelli arrivati dal Nilo là che non mi ricordo il nome, un disegno con un po' di uccelli che si possono vedere. Come si chiamano quelli del Nilo là? L'iris sacro, L'iris sacro, quello che è arrivato, quello col becco un po' quello così. che dicono ce n'è uno, due, ogni volta che noi È veniamo pieno. ne vediamo decine. È pieno, li vedono tutti. No, è pieno di ibis, scusa, Ibis no sacro. iris, ibis sacro. Ginger, sei pronta? Vai a cercare il posto giusto. Sta andando a cercare il posto Sì, giusto. certo che se tu la continui a guardare, a filmare, giustamente, povera Infatti mi cucciola, sono girato dall'altra ha parte. bisogno di un po' di privacy. No, io sto solo guardando perché poi bisogna andare a raccogliere. Continuiamo. Riserva naturale regionale della Valle Cavanata. E qua in autunno è pieno di uccelli, probabilmente adesso stanno tutti nidificando e adesso non c'è niente. Ma qua veramente in autunno era pieno di uccelli. Da qui la ciclabile continua sull'argine con vista al Golfo di Trieste. Stiamo per finire questo bel pezzo sull'argine. Andiamo fino al villaggio dei pescatori.
Sì. Il villaggio dei pescatori. Cos'è il villaggio dei pescatori di dove? Ecco il sole che arriva. Villaggio dei pescatori di Punta Sdobba. Cosa mi dici del villaggio di pescatori di Punta Sdobba? È bello secondo me, dovrebbero fare un ristorantino. 2 sardelle sulla Sì, gridella. una roba semplice semplice, no una roba bella. Una roba, sai, quelle con i tavoli uno diverso dall'altro. Una cosa semplice semplice. Ci vogliono miliardi di permessi probabilmente. Anche se è un po' presto, ma una birretta e 2 sardelline adesso non starebbero male. Un caffettino, 200 metri più avanti potremmo farci il caffettino, che c'è il baretto, quello bello. Vada per il caffettino. C'è un fenicottero sulla balaustra. Siamo vicini alla foce dell'Isonzo. Questi sono gli argini alla mia destra. Un tratto un po' più sconnesso, sempre vicino all'argine. Ecco, abbiamo raggiunto il ponte, così passiamo il canale. Risaliamo sull'argine. Ecco, ancora un altro pezzo di argine, stavolta un po' più panoramico, lungo il canale dell'Isonzo. Le viti? Lo spritz, Ginger. Da lì si crea lo spritz. Un altro ponte per attraversare l'Isonzo. Ecco, passato il ponte, torniamo sugli argini. Sento un certo pigolio dalle mie spalle. È bello anche sto pezzo, è molto verde, siamo verso l'isola del Cona. Tra un po' arriviamo al centro d'accoglienza e lì faremo magari una pausetta. Area picnic all'isola del Cona. Abbiamo per fare il picnic? Urco. Hai un po' di moscerini. Perché ho la sul crema. naso. Ho la crema. Allora, un tubetto di maionese Calvé. Vabbè, con quello ci facciamo poco, speriamo ci sia un po' di piccicini. Qualche crocchetta per Ginger. Che il Ginger è l'unica, mi sembra,
che non avrebbe bisogno. Sacchetto con pane, Io ho un coltello da rosette qualche e parte. pane nera. Poi contenitore contenente pomodori, tonno e olive. Quello con la maionese direi che ci sta Ci bene. sta. Poi affettati misti. Bene. E E una birra da qualche parte messa. la birra ce l'hai tu. Ciotola di ginger. Sì, Da qui comincia la passeggiata naturalistica che porta fino alla punta e che è abbastanza lunga, no? Avevamo fatto il calcolo, ci voleva un'ora e mezza, è lunga la passeggiata. un'ora e sì. mezza andare, Non è- un'ora e sì. mezza tornare. E anche qua in autunno si vedono tutti gli uccelli. Ho detto che stiamo meglio qua sotto a mangiare così i pomodori con il tonno e la maionese piuttosto che andare a mangiare toast e panini al bar. Sotto O guarda che albero pizze varie meraviglioso, che pizze fanno solo varie che venire io... sette. esatto, proprio Tu bene. ne puoi mangiare, a me fa solo venire sette. E poi guarda che albero meraviglioso, stiamo da Dio qua. Proprio bene. Meglio che al ristorante, il pomodoro mangiato proprio volentieri. Cosa ti si è appiccicata la pelliccia? Ci siamo rifocillati, sì? Abbondantemente. Beh, abbiamo fatto solo 30 km però. 30 km, 29,4 per l'esattezza. Tu sei succube dei numeri. Qua c'è uno scivolo, si può uscire con la canoa. Però c'è divieto di... ah no, navigazione a motore in realtà. La ciclabile continua lungo l'argine sinistro. Siamo sulla riva sinistra dell'Isonzo. Ci sono immersi nella boscaglia i resti di questi antichi pontiletti che forse servivano per la pesca, per barche da lavoro. Vieni a vedere il panorama. Oh sì, guarda che bello qua. Ecco, tutto il golfo di Trieste si vede dall'argine di qua. E quello è il porto di Monfalcone. Questo è il lido di Staranzano. Ah no, cosa hai detto prima? È proprio il lido di Staranzano. Ti va bene così? Ma qui non eri mai stata. Mai stata in vita mia? No, che vergogna, neanche tu. Marina Giulia. Non eri mai stata neanche Marina Giulia. Io no. Sempre sentita nominare, ma non ero mai stata. Stiamo passando Monfalcone, ma devo dire è una ciclabile proprio carina, con degli svincoli fatti bene e fin qua siamo andati bene, siamo quasi in centro. Ecco, qua si gira a destra verso Trieste. Monfalcone? Te lo descrivono tutto come ci chiamo? Sì, vai, vai. No, è che c'era quel lavoro in corso là. Sì. Perché se no prendevamo dal ponte là, prendevamo questo bel lungomare. Comunque, se io devo dire la verità, Monfalcone te la descrivono tutti come Ma una volta. non dico cosa, invece ha una bellissima ciclabile piena di parchi. Allora, essendo zona industriale c'è la Fincantieri e c'è anche Cicin, no? E dove ci sono soldi da spendere si possono fare di più le ciclabili. Ecco, sull'FVG2 un intoppo perché non passa neanche la bici con le borse, ci tocca smontare tutto, perdere 10 minuti, va bene. Sì, chi ha fatto questi lavori qua su una ciclabile bisognerebbe fargli qualcosa, va bene, mi astengo dal dire cosa.
E dopo un 3 chilometri circa sulla statale stiamo entrando al villaggio del pescatore. La statale non l'abbiamo filmata perché eravamo troppo terrorizzati. Io credo queste siano le risorgenti del Timavo, Comunque questo è l'Alpe Adria Trail 1. Ecco, dopo un po' di difficoltà siamo tornati sull'asfalto. Io credo che quello alla nostra destra sia il Timavo. Ecco, questo è lo scivolo dove abbiamo messo in acqua la canoa. Villaggio del pescatore. Ecco, siamo arrivati al castello di Duino. Vieni a vedere Sistiana? Sì. Sei convinta? Che bello. Hai visto? Dicevo, ce la facciamo a scendere fin giù a tornare su? Non credo, cioè nel senso che scendere non c'è problema, salire ci vorrà la gru. Beh, ti fermi a dormire giù su un molo. Se un masso, su un Vedi, masso. là inizia il sentiero Rilke, quel sentiero lì che va via di là è il sentiero Rilke. Inizia qua. Porticciolo di Sistiana. Qua c'è anche lo scivolo. Dai, va bene. Ah, che bello. Beh, questo è proprio bello perché non hai pantano. Va dentro con col cemento, è proprio bello questo qua come scivolo. Torni a fare la salita? Sei in partenza? Vado. Cosa devi fare che non ho capito? Solo detto che adesso, quando mi segno partenza, arrivo i chilometri, scrivo partenza da arrivo a, perché dopo non ci ricordiamo mai i nomi degli alberghi, i nomi dei campeggi, dove siamo andati a mangiare. Stasera dove siamo andati a mangiare perché io mi sono già dimenticato. Vedi, e io infatti ho scritto Fish House. Molto bene, tra l'altro, abbiamo mangiato. Questo pezzo dell'FVG2 è senz'altro da consigliare. La natura e i bei panorami marini ci hanno accompagnati per tutto il giorno, su una ciclabile ben ideata e realizzata. Nel prossimo video arriveremo fino a Trieste.